Un adolescente è stato abbandonato in autogrill e i nostri fortunatamente sono intervenuti subito le forze dell'ordine, il nostro ufficio di assistenza sociale e hanno permesso a questo bambino di essere recuperato ed essere messo in sicurezza in una comunità. Succede anche questo in A4 e ora che il ragazzino minorenne di età presunta tra i 16 e i 17 anni è al sicuro e sta bene, a parlarne il sindaco di Cessalto. L'episodio sconcertante, seppure non rarissimo, è accaduto qualche settimana fa. Le procedure di identificazione sono in corso, con ogni probabilità si tratta di un giovane albanese. Difficile capire chi possa averlo lasciato l'autogrill, forse un trafficante di esseri umani che si muove tra Italia ed Est Europa. Molto spesso, non so se questo è il caso, però in passato mi hanno raccontato di veri e propri tassisti che lasciano i bambini alla prima piazzola vedendo, e noi Cessalto purtroppo siamo una delle prime dalla frontiera, e vedendo poi la sicurezza di una divisa lasciano lì il bambino nella certezza che poi sia lo Stato italiano a doversi farne capo. E a farsene carico nella fattispecie è il comune di ritrovamento, un tema, quello dei minori non accompagnati, da tempo sollevato dalla stessa conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Del resto l'esborso per le casse comunali è considerevole e troppo spesso i rimborsi da parte dello Stato sono molto lenti. Tenere un bambino minorenne non accompagnato in una cooperativa ci costa più di 100 euro al giorno, quindi per un comune cominciano a diventare cifre esorbitanti, abbiamo dovuto fare delle variazioni di bilancio. Purtroppo ai comuni vengono delegate tantissime funzioni e tanti oneri. Quanto al diretto interessato, vorrebbe cercare un lavoro, ma prima ci sono diverse questioni da risolvere. Lui vuole solo cercare lavoro e cercare una propria dignità. Gli abbiamo spiegato che purtroppo in Italia non è così, che dovrà comunque rimanere in un'azione protetta, quindi in una dimensione protetta almeno fino ai 18 anni, e lo Stato italiano se ne farà capo se non troveremo il modo di riportarlo alla sua famiglia, che è la cosa più naturale e giusta che sia.